Predervi del cuore, siamo all'interno del Renzo Barbera con tanti che si stanno preparando, soprattutto ho visto già in divisa Roy, abbiamo Gaetano, tutto lo staff del Renzo Barbera, insomma tutti quelli che stanno lavorando all'interno dello stadio. Ho visto per un attimo Roy che era già in completino, era tutto bello sistemato, credo che sia rientrata ancora negli spogliatoi, però c'è proprio una donna meravigliosa. Mangialo! No, Stefania, ecco, un attimo Stefania PTX non poteva mancare una delle poche, ma perché mi deve muovere? Non lo so, una delle poche donne presenti insomma qui a Renzo Barbera. Tesoro, come stai? Amore, benone, un freddo amore, si dice. Veramente benedetto dal cielo questo incontro. In piena atmosfera, ma poi Roy si poteva dire di no a Roy. Guarda, oggi questa è fortuna, sono quelle coperture che oggi servono. E allora, veramente, che Stefania... Dio se la mandi buona ma il cielo più che altro. Ma Stefania deve fare proprio lo start di questa giornata di oggi, quindi... Non comincia nulla se io non faccio così, il problema è che la liscio sicuro. No, dai, no, speriamo di no. Grazie Stefania per aver Ciao, partecipato. ciao. Buon divertimento a tutti. Roy, siamo pronti dagli spogliatoi, tu che hai un po' l'atmosfera qui, vedevo i tacchetti, se sono quelli giusti, non so. Siamo prontissimi, sono tutti carichi, felici, contenti di giocare sotto questo bellissimo cielo. No, però in effetti non sta piovendo più, non c'è più il temporale, quindi siamo pronti per giocare. Sono contentissimo di quello che sta accadendo, soprattutto il fatto che simpaticamente si stanno già mischiando nei loro rispettivi camerini i giocatori e gli artisti, ed è una cosa bella, quindi succederà un gran pandemonio in campo, però... Seguiamoli in questa pre-partita del cuore, Roy poi ci si va a preparare? Bocca al lupo, Sì, io sono quasi pronto, cioè sono nato pronto. Avete fatto l'inquadratura, guardate che miss, io ho mai visto Roy Paci in queste condizioni. Neanche io. Neanche io. State con noi, seguiteci. Roy. Ma c'è Chris Clun, no? Ho visto Chris Clun. Ciao, come sta? Amore della scia. Certo, è un piacere. Dai Maurizio, siamo seri professori. Gli assegno. C'è pure Ricco Bono. Salve. E perché tu non sei... Perché sento freddo. No, dai. Sento troppo freddo. Ma perché sotto Io che sono c'è? magro, Ma non te lo sei messo in completino? No, vabbè, sono magro io. Sei magro. Troppo magro. Quindi giocherai solamente tu? Gioca per Io noi. gioco per lui perché purtroppo Tu siamo sei fortissimo, un'anima. Chris Clun, dovete sapere, è fortissimo. In panchina una bomba, io come riscatto No, la panchina a io. parte io sto scherzando, Chris. A FIFA Ti ho lui visto una giocare. Vabbè, giochicchi, sei sono forte. veloce, solo questo. Sì, sei tipo... Corro e basta. È veramente Scappavo- forte lui. Allora, scappavo dalla polizia. torniamo seri, anche se la causa è molto importante, gli amici di Catania, ho visto qua insomma che avete fatto già sinergia con gli spogliatoi, chi entra e esce da una parte, entra dall'altra. Sì, ci stiamo creando questo gruppo. Ci sono molti palermitani che giocano al Catania, molti catanesi che giocano al Palermo, questo per fare capire che siamo interscambiabili. Che ruolo sei tu? Che Io sono solitamente terzino sinistro. fai? No, seriamente? No, terzino sinistro. Te lo giuro. Perché scusa, un possesso terzino sinistro. È un ruolo molto delicato. Molto, no, soprattutto se ti hanno un calcio, io sono delicatissimo, mi rompo subito, non so come fare. Va bene, allora i due naturalmente li seguite, continuate a seguirli come tutti gli artisti che però sono fino oggi a casa qua. no, perché ho visto uno fino a casa. Quella è sì, stalking, quella è quella è un'altra cosa, quella è reato. Quindi seguiamoli, magari dopo vedremo le facce di quando lui giocherà. Roberto Lipari. Sai che Vincenzo Canzone è l'uomo che mi ha scoperto? Non è Ve lo vero. dico. Allora, No, però puoi dirlo che ti volevo bene sin da. No, non è Ma vero. lo sai, ma io non te l'ho detto, No, mi sono mi- emozionato. La prima sera quando eri sul banco ho detto guarda, mi ricordo le mattinate, me le però ricordo mi sono pure le stato mattine. zitto, non ho fatto post, non ho fatto niente perché è bello No, che queste la sono vita le sia cose più belle. Ma è lo andato bene, è andato bene. È andata una bomba e sei qua oggi nonostante la faticaccia di una settimana, sei No, qua. in realtà io quello che dico sempre è che Striscia era la scusa per potermi allenare col Milan. Io mi allenavo col Milan per questa partita e Striscia era come occupavo il tempo. E quindi sono bello carico e che Ibra mi ha dato 2-3 io ho dato 2 dritte a lui. Dritte, ma date dritte qua. No, e quindi ora sono bello carico
Ok. Vabbè, allora vediamo la faccia dopo. Ci vediamo dopo. Ci tengo, ci tengo. La faccia dopo. Ci tengo. Io vi giuro che se non dalla barella vi saluto. Però sta cosa che hai detto prima mi ha fatto emozionare, che ti sei ricordato di me. Io non dimentico. Fatemi abbracciare, posso abbracciare? Grazie, noi torniamo con tanti altri. Ci vediamo dopo, Sì, ragazzi, fate Galeotto Vasari che passano, i grandi glorie. Dov'è? Vincenzo Pirrotta, credo, perché poi succede un po' di tutto quello che c'è qua, chi sta andando verso gli spogliatoi, gente che si riscalda, sì, abbiamo... puoi dire le vecchie cose, scusate, devo ripristinare, non è facile in questo clima ripristinare la situazione. Morici, tu capisci che io continuo a essere sempre in diretta, è un momento per Io Compro Siciliano veramente top, clima gradevole e soprattutto fair play. E siamo qua insomma in questa pre-partita del cuore, insomma, poi noi abbiamo l'appuntamento del 15 al Teatro al Massimo, da non perdere, Gran Galà, dove saremo... E ci sarà un momento dedicato anche a questo pre-derby. Certo, assolutamente. Non diciamo niente. Va bene, state con noi, tra poco torniamo dal Renzo Barberà, pomeriggio in cui... Vincenzo! C'è Vincenzo. No, Vincenzo è anche personale. Appunto, è perso, metti in mezzo. Grande artista. Pensaci tu, fai pure tu l'intervista. Fai tu l'intervista. Ecco. Ma diciamo, oggi farai grande prestazione. Guarda, nel minuto e mezzo che giocherò farò una prestazione. Tu sei abituato alle grandi prestazioni teatrali, ma ovviamente anche in campo. In campo si vede. Guarda, i palcoscenici sono sempre che ti danno lo sprint, che ti danno. Oggi c'è freddo, però io secondo me so anche leggere bene la partita, poi è il derby che sento molto, per cui credo che farò una grandissima prestazione nei 45 secondi in cui giocherò. E se continuiamo ancora, diventano 30 secondi. Fai una domanda? Come andrà oggi pomeriggio? Guarda, nei 30 secondi in cui giocherò andrà benissimo. Non sta entrando. Quanto giocherai oggi? Guarda, nei Grazie 15... per essere... Grazie, è stato bellissimo. Grazie. Guarda, mi hanno appena riferito che sarò in tribuna. Grazie mille. Ma poi la cosa bella è che nonostante la temperatura è tutto molto... c'è questa allegria che si respira qua negli spogliatoi, si passa di tutto e di più, io non so che cosa... Vieni qua. Salve, ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti, benissimo, bene. Un po' zoppo però... Tu sei forte. Ero. No, tu giocavi a calcetto e giochi a calcetto. Ero. Oggi sono un po'. Tra l'altro da nel Catania? Palermitano sto giocando col Catania perché appunto dobbiamo sposare l'idea che oggi c'è una sola squadra in campo. Giusto. Vice, fai bene. come ti è sembrata questa lotta seria, alla grande? Seria. Vabbè, comunque ti voglio vedere poi magari dopo con la faccia, dopo aver giocato. Quanti minuti pensi di giocare? Un minuto più recupero. Quando l'arbitro dice un minuto, io la entro. media è bassissima, giocherò 2 minuti, giocherò un minuto, va bene. Grazie mille. Comunque complimenti a tutti i ragazzi che hanno organizzato questa manifestazione, perché è veramente una cosa bellissima. Va bene, grazie mille, ci vediamo dopo. Grazie, ciao. Fair play. Io ci tengo a presentare colui che dirigerà la gara. Signori, quando si parla di giudice sportivo, in questo caso bisogna essere più clementi del solito, lo dica. È una partita comunque. Ma quando si entra in campo e gira quella palla. No, ma io li vedo tutti messi in mano, cioè nel senso chi giocherà 1 minuto, 2 minuti. Ma poi si svegliano, sai? Poi ti mandano anche a quel paese. Quindi... Possiamo promettere pochi cartellini oggi? Va bene? Va bene, grazie, buona partita. Insomma, si stanno riscaldando tutti quanti, è un momento in cui ci avviciniamo al match, intravedo, non si metta però sempre. Siamo in diretta. No, quasi è tutto live, perché se non sbaglio c'è Tony,
Tony. Che succede? Che ho fatto? Che se no, hai fatto niente, giochi? Già è una notizia. Ah sì, già che giochi. No. Si Lui è un altro forte? Sì, io sono forte. No, tu sei forte. È vero. Ma fare che? No, ti ho visto. Ma poi con qualche sta tempesta, dico, ma veramente... ma non c'è il sole adesso? No, mi dicevano che è spuntato. Ma quale sole? Niente. Ma quale sole? Tu hai provato i tacchetti? Sì, a posto, mi sono comprato le scarpe ora a 40 euro. Hai fatto un primo piano, perché Tony è veramente un bell'uomo. Ci stai provando da un assolutamente pezzo? sì. Capito? Ma potevi dirlo Prima Lipari ci provava con me, adesso ci provo con te. Comunque a parte. Dov'è tuo compare? Però è morto. Morto. Occhio al Infatti siamo mister. tutti qua per festeggiarci il mister. Sei incazzato. Allora, salutiamo gli amici ovviamente dai palermitani ai catanesi, perché questa è la mission. Esatto, ci sono un sacco di palermitani che oggi indossano la maglia del Catania. Quindi cioè, noi non abbiamo, per fare capire che non stiamo andando ad ammazzare. Se tu c'è una lite in conto. C'è una lite, ma vi rendete conto, ragazzi? Insomma, questo è il clima che si respira, lo dico sempre perché man mano arrivano i personaggi. Ce ne stanno tanti che si stanno preparando. Che ore sono? Perché sono le 2:10, vi diamo anche l'orario esatto di quello che sta accadendo in questo momento. Siamo pronti, tedesco, ragazzi. Io quando ho detto vecchie Sky Sport? No, non è Sky Sport, è Io Compro Siciliano. Io accatto Accatto siciliano. Io compro, no, io accatto. Ma quando leggevo Vecchie Glorie a me questa cosa non è che mi è piaciuta tanto, perché Vecchie Glorie voi darete Vecchie Glorie. a chi? Poi? Ma a chi? Giovani Glorie. Giovani Glorie. Esatto. Come una giovane Gloria come lei si appresta a vivere un match del genere, solidale, tra l'altro. Una bella iniziativa. Sono contento di stare qui e il tempo per te non passa mai. No, non passa. E lui si stava riscaldando che io faceva gioco dei per vincere. Ho la maglia del Catania, però quando stiamo lì vogliamo tutti vincere. Va bene. Bocca al lupo, Crepi. Tedesco. Vi rendete conto? In un colpo solo stanno passando. Battuta. Ma non mi dite. Che cosa? Ciao ragazzi. Che c'è freddo. No, non c'è freddo. Noi... Allora, io ho parlato con Tedesco qualche istante Conosci fa. la lingua? Allora, ecco, è arrivato il battutario. Allora, se devi parlare di calcio, parla con loro perché io... Poi ho visto Tedesco che ha voglia di vincere. Però io quando entro in campo dice io voglio vincere Tedesco. Voi siete contro Tedesco. Però noi giochiamo a Renzo Barbera. E quindi? Quindi che succede? Parla con loro. Abbiamo il pubblico là. Diciamo che la storia ci insegna a andare contro i tedeschi, quindi... No dai, la prego. Comunque salutiamo per la mission che è molto importante, siete tutti qua per aiutare, supportare coloro che hanno avuto gli amici di Catania che noi salutiamo. Noi palermitani vogliamo un gran bene ai nostri amici di Catania, ma veramente, ve lo dicono anche loro, spesso col sorriso, ironia, ma non è il momento, perché noi ci mettiamo, loro ci mettono il cuore e il fisico. Solidarietà. Tra poco vedremo le facce dopo il match, ovviamente. Ricordate? E continuiamo ancora con i personaggi che ci sono in questa partita. Sì, ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Guarda, la facciamo così questa, la facciamo così. Eccolo qua, Piparo è arrivato. La facciamo così. È arrivato Piparo, come ti senti? Come mi sento? Non ci sarà partita, proprio non ci sarà proprio. Niente, ma quanti minuti pensi di giocare? Allora guarda, dico, ci sono due tempi. C'è tempo orario e tempo di risegnare a casa, ti saluto. Ti voglio vedere però in campo. Ti saluto. Dai. Ma certo, in campo un giro di campo me lo faccio molto volentieri. Però per fare una citazione colta io faccio l'ala vicino l'uscita, va bene? Va bene, ci vediamo ragazzi, dopo. È una bellissima esperienza, già solo perché siamo tutti qui e solo perché lanciamo un messaggio che va al di là della partita, ovviamente, per cui la presenza e la panza ci voleva. Grande, ti voglio bene, grazie. Ma intanto non possono mancare due protagonisti perché hanno accettato. Abbiamo accettato perché siamo qui per caso. È vero, non facendo parte. Non è vero. Siamo per caso. Però volevamo vedervi. Sì. Qua c'è la maglietta, io. No. Cambiati già. Puoi venire un attimo con me, venite pure tu, vieni. Andiamo. Vediamo le telecamere, Io Compro Siciliano dove stanno. Si può.
Cioè, chiediamo il permesso per entrare. C'è qualcuno che... Non lo so, ci sono le telecamere. Quale inquadratura? Allora, ecco qua, vai a fare, ringraziate Dio che Totino è infortunato. Ecco, non facciamo vedere gli schemi, usciamo dagli spogliatoi. Ci hanno dato l'autorizzazione Toti e Totino, noi naturalmente ritorniamo qua in questa nostra postazione, insomma stanno... Faccio vedere. Allora, voi giocherete oggi, questa è la cosa importante, la notizia sono infortunato, non posso giocare. Allora, non ci ripensi? Io entro nel secondo tempo per la Briscola in 5. Dai. Ma comunque siamo qui per supportare questa meravigliosa iniziativa. Io lo supporto e veramente dobbiamo dire tutti grazie al nostro amico Roy Paci e Ismaele Lavardera, che hanno organizzato questa cosa veramente con tanta fatica, anche contro il tempo che proprio c'è nata sabato. Vi volevo far notare questa firma di qua, questa firma del capitano Eugenio Corini, non vi volevo dire più niente. Grande capitano. Il nostro capitano rimane. Tra l'altro Toti e Totino anime Palermo ma anche catanese. Perché io vivo a Catania. Tu a Catania, quindi ci sta, insomma, che sta adesso Roy è stato bravo. Certo, senza dubbio. E io sono in media state virtus. Toti e Totino al pre-derby del cuore. Ciao. Ci vediamo dopo. Grazie. Ci vediamo dopo. A posto. Siamo al Renzo Barbera, pre-derby del cuore con i Sansoni. Eccoci, buongiorno, si può dire buongiorno anche se piove? È buono? È veramente buono. Sì, è veramente buono, l'intento è la cosa più importante, la pioggia. Ecco, l'intento ricordiamolo perché è molto importante. Esatto, dobbiamo raccogliere, insomma abbiamo già raccolto in realtà questi soldi, ci stava aggiornando Ismaele e Roy su quello che è arrivato. Per i danni portati a Catania per colpa dell'alluvione, diamo una mano. Fortunatamente in tantissimi hanno preso il biglietto, quindi... È bello vedere la Sicilia tutta unita. Obiettivo raggiunto, Forza Sicilia. E adesso voi scendete in campo in qualità di attaccante, difensore? Tutto, noi siamo Jolly, noi siamo tutto. la Pinella di questo Palermo. Qua c'è gli antidolorifici, allora, io l'ossigeno. Vedete queste facce dei Sansoni, tra poco quando scenderanno in campo vedremo poi la faccia. Esatto. Io vi voglio intervistare bene. e darvi anche un piccolo premio, è giusto? Poi casomai dopo Vediamo. A me mi trovi sull'ambulanza sicuro, non qualcosa ha rotto. Ci vediamo al CTO. Tra poco. Ciao. Due amici. Ma è una bellissima voce, Stefano. Due amici, effettivamente noi siamo amici. Due amici tuoi. Siete due amici, avete detto subito sì a questa partita, è un microfono, Stefano, è un microfono, capisci? È un microfono. Può capitare. Ma il senso di questa partita è importante. Perché no, perché fate ridere tutte e due. Non si ride, dai, quando si parla del senso di questa partita bisogna rimanere mi fai molto senso, seri, bro, mi fai perché senso. la gente potrebbe pensare in realtà che dietro ci sia dell'altro. No, noi siamo venuti qui per venire a mangiare, abbiamo appena degustato sopra e stiamo andando via. Sì. Abbiamo lasciato le macchine per i posteggi, ci occupiamo del posteggio, noi solo questo facciamo. 5 euro a macchina, se è possibile, la pioggia ci sta creando delle serie difficoltà. Scusate, ci sono una serie di ospiti che devono passare, noi siamo in un punto strategico. Lei è delle Iene, quello che faceva Ismaele! Non sono però scusate, però c'è Ernesto, c'è il maestro, ma c'è il mister della squadra. C'è il mister. Buonasera. Scusi maestro Sperandeo, scusi. Mi presento Tony Sperandeo, prego, qua con me, Tony. È arrivato pure Lipari. Che bella famiglia. Vince, come sei tutto a posto? Sperandeo non parla mai, quando parla però dice cose sensate. Cosa in questo momento, Ernesto, questo feed? Guarda, siccome a me vengono solo minchiate, fa parlare a Tony che è meglio. Una sola parola. Dica. Vincere. E vincere. Ho detto allora, le vostre facce... Vincere! Vabbè, gli amici, io compro... Romano. Noi ci vedremo in questi giorni ripetutamente, perché ci sono galà in tanta partita, ci vediamo dopo. Assolutamente, ma si chiude. No, chissà. Io appena entro mi faccio uno sgambetto da solo. No, non ce la posso non fare. Faccia così. Già dalla macchina qua mi vengono Non faccia così, tutto un work in progress, non è facile, gente che esce agli spogliatoi, perché questo è il pre-derby del cuore, cioè ho detto bene. Vedi qua un uomo che è stato quasi 30 giorni, 21 giorni in un cubo. Ecco lo straniero del Catania, eccolo qui, non sono solo, sono anche altri palermitani, si prestano per quest'opera. Non me l'aspettavo questa maglietta, però sarà un bel ricordo anche questo, giocare così. Sicuramente. Io l'avrei fatta vedere al Concadoro. No, è bravo, più che altro mio figlio, ho paura che appena torna a casa chi non salta è ormai carapezza. Allora, ma che ruolo hai? Non lo so, 16 sarà la panchina, non lo so.
sarà panchina. Vuole aggiungere qualcosa? Voglio aggiungere, allora, dopo 20 giorni nel cubo, mi danno la maglietta al Catania, ora cambia pure sesso, ragazzi, è fatta, è finita. Quello prima l'ho fatto prima. Comunque devo dire che sarà una bella esperienza e sinceramente va bene anche così. Lo facciamo per i nostri fratelli catanesi perché ci si dà una mano quando ovviamente ce n'è bisogno, e anzi dovrebbe essere 365 giorni l'anno. Siamo divisi dal calcio perché ognuno ha solo dal calcio, ma poi siamo uguali perché viviamo le stesse problematiche e le stesse gioie. Ti sentivo prima in tribuna. No, mi sono ripassato il... Prima in tribuna gridavi, ti sentivo gridare, perché c'erano due nostri colleghi, gli Shakalab, che si stavano allenando. Ma voi non potete capire un freddo che c'è. La temperatura cioè ragazzi, c'è un freddo, infatti c'è qua maglie termiche, mutande termiche. Io figurati, mi sono fatto prestare le mutande da Minutella, che sono quelle più abbondanti. Esatto. Allora, no, volevo dire una cosa, che ho scoperto che nello spogliatoio del Palermo ci sono tanti danzatori di panza classica. Ho visto delle panze imbarazzanti, ragazzi, imbarazzanti. Ma ti devi cambiare? No, io non mi siedo. Non ti cambi? No, non lo so. In questo, ho avuto il completino. Ma il completino ce l'hai? Tutta la maglia, calzettoni. Perché io ero curioso di vederti. No, mi cambierò, però fa freddo, fa veramente freddo. Comunque posso anticiparvi una cosa, Sperandeo arriva, l'unico calciatore del Palermo che oggi non sarà sostituito è Ficarra. Perché? Ficarra non si sostituisce. Ma c'è un motivo ben preciso. Spieghiamolo perché. Io farò la seconda serie di incassati con Ficarra e Piccolo. E quindi Cucciolatti? Cucciolatti ne esce, che mi levate 4 cose. Ma sono stupido. Non si fa. Può giocare a Iddo, sua moglie, suo figlio, suo figlio. Tutta la famiglia Ficarra può giocare. Un giardiniere, tutti possono giocare. Sono i benvenuti, sono i benvenuti. Posso dire una cosa? Nella squadra del Palermo il mister oggi ha dato anarchia, ha detto fate quello che volete. No, ho dato anarchia per fare il rimo con Santa Rosalia. Bravo, hai visto? Minutella e Sperandeo in questo pre-derby del cuore. E vabbè, caro. Ma che fa? Non si ferma? Ma lei non si è lei non si ferma. Io mi fermo. Roba seria perché siamo tutti dispiegati qua in campo per voi. Siamo per la solidarietà. Faccia lei, è arrivato. Fai tu gli onori di casa. Fai tu gli onori di casa. No, fai tu. No. È che credo proprio di sì. Ci sono questi abbracci anche vissuti. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Ci sono le riunioni per capire chi deve giocare, in che ruolo. Insomma, non è facile. Sarà una bella sfida, anche se con previsioni non tanto buone, però l'atmosfera è molto calda. Qui a Renzo Barbera siamo all'interno degli spogliatoi per vivere questo backstage del pre-derby del cuore. State con noi una piccola pausa, piccola perché noi insomma ci siamo da fare in giro con gli ospiti. A tra poco. E allora Renzo Barbera, la casa dei palermitani dello sport, Gaetano Lombardo, grazie naturalmente per l'accoglienza. Io prima ho ringraziato un po' tutto lo staff, abbiamo incrociato prima il presidente Mirri, insomma sposare una iniziativa del genere, per voi? È un piacere e un onore. Tra l'altro questo è il capitolo 2, diciamo, di quello che avete visto un mese fa quando abbiamo portato i giocatori del Palermo a Catania, che già quello c'era sembrato, perché lo è stato, ti assicuro, una cosa davvero sui generis, perché non è una cosa scontata, ma la mobilitazione che c'è stata è stata davvero incredibile e noi come Palermo non potevamo assolutamente tirarci indietro su questo, quindi abbiamo ospitato con grande piacere questa manifestazione e dato una mano per quello che potevamo anche all'organizzazione di un evento come questo, che ci tengo a precisare è di una complessità incredibile. Sì, ci sono veramente tanti che stanno aiutando affinché tutto funzioni nel modo migliore possibile, a coordinare, non è facile. No, non è facile perché sono tante persone che con grande slancio arrivano da parti diverse, in giornate non proprio felici come dal punto di vista meteo, come state vedendo, quindi è davvero uno sforzo. Soltanto la voglia di fare uno sforzo comune tutti insieme con un obiettivo ti dà la forza e l'energia per organizzare una cosa. Chissà se riesco. Forza Palermo, ma anche Forza Catania. Ma in realtà oggi vince la Sicilia, come abbiamo detto già in tante salse, e questa è davvero un'occasione unica per far passare questo messaggio in un momento in cui un messaggio di questo tipo ha sempre più forza.
E noi di Io Compro Siciliani facciamo un bocca al lupo a voi come società e al continuo del campionato. Grazie mille, Ciao, grazie Gaetano. mille, Crepilupo, a presto. Ciao, ciao. Continua, vieni qua, lo prendiamo al volo. ciao. Lo prendiamo al volo. Ciao, Lo prendiamo al volo. Salvo La Rosa, non poteva mancare, esponente di a parte un amico, un collega, ma esponente del versante. Ma cosa dico un collega? Un amico. Ma cosa dico? Un amico, un Insomma, collega. e comunque in questo caso un catanese doc. Certo, un siciliano doc che oggi si spende come tutti noi per la Sicilia. Molto bello proprio il claim, come si dice in questi casi, cioè in campo c'è una sola squadra, la Sicilia, quindi oggi mi ritrovo con Puoi chiamare amici. chi vuoi, se tu vuoi Anche chiamare, Tanino, puoi vieni qua, chiamare Tanino. ci pensa Salvo quando c'è stato La Rosa. No, vabbè, insomma, ti lascio a un No, giocatore vero. Io ho approfittato del fatto che ho un leggerissimo problema al ginocchio, faccio l'allenatore della squadra catanese e siccome non sono bravissimo mi sono chiamato Roberto Sorrentino a fare il vice e Giovanni Marchese gioca sempre sulla fascia sinistra. Ciao. E allora, che mister direi, Peccato, lo aspettavo in campo per picchiarlo, però purtroppo non è possibile. L'ho fatto per te perché gli avrei tolto la palla facilmente. Insomma. La battuta di Tedesco prima è stata giovani glorie, questo vecchie glorie a me non mi suona tanto, perché poi vi vedo che siete ancora in ottime condizioni. Purtroppo fisiche. si dice vecchie glorie, anche perché a 51 anni non si può dire giovane gloria. Comunque l'importante è fare questa partita, la cosa più importante è la beneficenza, aiutare qualcuno che ne ha bisogno. E complimenti sempre per quello che hai sempre fatto e i colori alti che hai portato nella nostra città. Quindi Grazie mille. Ti ringraziamo. Intanto si fanno le foto qua. Vieni. Vasari, un nome, una garanzia. Grazie a voi, mille. grazie a voi. Mille.